Tra le antiche mura di Montagnana, dove il tempo sembra essersi fermato, sorge il Castel San Zeno, una fortezza che da secoli veglia silenziosa sulla città murata. Si narra che tra queste stanze abbia lasciato la sua impronta Ezzelino III da Romano, il terribile signore che governava con il ferro e con il fuoco, e che secondo alcune voci il suo spirito non abbia mai abbandonato il castello. Altri parlano di Tommaso da Mantova, figura enigmatica e controversa, che avrebbe nascosto tra queste mura segreti e testimonianze di un potere perduto. Ogni corridoio, ogni ombra, ogni sussurro sembra custodire un frammento di verità, o forse qualcosa che la storia non ha mai voluto svelare. In questa notte, la storia incontra il mistero. Tra luci, suoni e sensazioni inspiegabili, proveremo a dare voce all'invisibile, perché solo conoscendo il passato possiamo comprendere ciò che ancora ci circonda. Benvenuti a Castel San Zeno di Montagnana, dove la leggenda vive ancora. Il castello di San Zeno è una complessa struttura a protezione dell'entrata alla città, costituito dall'androne di passaggio, da 4 ambienti dislocati che racchiudono un ampio cortile interno, dal corpo veneziano, dalle 2 torri angolari e dall'imponente mastio eretto il 1242, quando Ezzelino III da Romano, dopo averlo dato alle fiamme, volle fortificare meglio la città. Il mastio, alto circa 39 metri, un tempo aveva 7 solai di legno ai quali si accedeva tramite botole con scalette a pioli, retrattili all'occorrenza. L'ingresso era ad oltre 6 metri di altezza e per accedere si doveva passare per tutti i sistemi difensivi del maniero. In origine la torre ezzeliniana era più bassa e nel corso dei vari rimaneggiamenti subì innalzamenti e per qualche tempo ebbe un tetto sul quale era sistemata una cabina per vedetta e segnalazioni. All'interno i muri perimetrali hanno uno spessore molto grande nei piani a livello del terreno, per poi assottigliarsi man mano che si procede verso l'alto. A varie altezze si trovano le feritoie che all'interno si allargano in aperture grandi, tanto da ospitare un arciere. Questo castello, nella sua storia, vide avvicendarsi gli Estensi, Ezzelino da Romano, le schiere armate della Repubblica Padovana, Can Grande, i Carraresi, i Visconti ed ancora i da Carrara. Infine, quasi stabilmente, fu la Repubblica della Serenissima a tenerlo fino al periodo napoleonico. Gli austriaci invece lo occuparono fino all'Unità d'Italia. Ma è proprio nel periodo con la conquista da parte della Repubblica di Venezia che nasce la leggenda.
anche per terra, c'è uno strumento che se lo toccate suona. Termocamera. Cazzo, non te la valigia. Nel frangente c'è qualcuno che vuole comunicare con noi tramite la radio, questa sessione di metafonia. C'è la radio. C'è qualcuno qui con noi che ha voglia di interagire con noi? Ci sono vari strumenti sul tavolo, una pila, 2 palline, una candela, uno strumento che se ti avvicini arriva ad illuminarsi. Ehi Zelino, sito T, qua a Montagnana. Mi ha detto da fuoco a tutto. Bisogna passare anche a parte quattro, Frandeo Alberico. Siete venuti assieme. Ma non vi dà fastidio tutta sta confusione? Vi stiamo dando fastidio? Che ondata di aria fredda. Ancora. Riuscite a fare un rumore? A dare un colpo? O ad avvicinarvi a noi? Fatevi sentire, fate un colpo.
è che è mezza svitata. Io lo so. Ho messo una roba davanti alla porta che basta che la tocchiate o chiunque tu sia, lei si illumina. Almeno per capire se siete qua o meno, tutte queste leggende, anche sta dama bianca che si dice. Inizia a credere che qua non ci sia nessuno. Non volete farvi sentire? Non volete farvi vedere? Era fuori, spero. Puoi provare a rifarlo? Era fuori, spero. Era fuori, spero. Non vi disturba il rumore di queste carrozze senza cavalli? O stiamo noi che vi disturbiamo? Potete provare a raggiungerci. Hai paura di noi? Se fai un rumore forte andiamo via. Un po' stava passando una macchina qua. Vedi, i riflessi.
Se c'è qualcuno qua con noi, dacci un segnale che non siamo soli. Però se non vi fate sentire, la leggenda poi va a dimenticarsi, va a morire. Come facciamo poi a mantenere viva la vostra memoria? Grazie anche alle leggende. Dai, Zolino. Riuscite a far illuminare almeno uno degli aggeggi che ci sono in giro? Affacciati in una delle finestre. Riprova a rifarlo per piacere. Grazie. Come te ne fa due? Stai registrando? Sì. Ma solo quello hai fatto però, c'erano tanti altri qua. Ce n'è una qua davanti, c'è il K2 che si illumina. There's no time